Ciao, sono Alessio Veneziano, fisioterapista olistico di Veneziano Therapy. Questa è una sessione di meditazione di autoipnosi che ti servirà per rilassare il tuo corpo e la tua mente, così da alleviare il tuo dolore persistente. È molto importante che il tuo dolore non sia lì per una ragione particolare, quindi ti raccomando di consultare il tuo medico prima di procedere. Per esempio, se hai subito una frattura, il dolore è lì per proteggere quell'area del corpo, così da non interrompere il suo processo di guarigione. Altre volte, invece, il dolore è creato da segnali che vengono interpretati dal cervello come dannosi, ma che in realtà sono completamente innocui. Questi segnali nel tempo vengono registrati nel cervello come percorsi prioritari. Ecco perché il dolore può persistere anche per anni. Se questo è il tuo caso, questa sessione ti sarà di particolare beneficio. Tutto quello che faremo è dare al cervello una nuova interpretazione del dolore. Bene, adesso iniziamo e mettiti comodo, seduto o sdraiato. Non ascoltare questo audio alla guida di un'autovettura o macchinario. Non c'è nulla che devi fare nei prossimi 30 minuti se non rilassarti completamente. Adesso voglio che ti immagini di essere in un paesaggio naturale, molto rilassante. Questo può essere una spiaggia tropicale, magari ti trovi in cima ad una montagna, magari sopra un bellissimo giardino, o ancora dentro una barca che sta fluttuando su un fiume calmo. Non è importante dove, l'importante è che ti senta al sicuro e rilassato. È una giornata di sole e i suoi raggi arrivano direttamente nei tuoi occhi. Sono così accecanti che ti viene da chiudere gli occhi. Apprezzi totalmente il calore di questi raggi che hanno una certa proprietà terapeutica. Il sole non è così forte, ma ha la giusta intensità per portarti in uno stato di profondo relax. Immagina il calore che scalda direttamente la tua fronte e tutta la tua testa. Questo calore rilassa tutti quei piccoli muscoli del tuo viso e della nuca. Continui a rilassarti sempre di più. Puoi notare che puoi dirigere questo calore terapeutico dove vuoi su tutto il tuo corpo. Quindi puoi dirigerlo sul collo, sulle spalle, così da scioglierle dolcemente. Le tue spalle diventano sempre più rilassate. Ora senti una sensazione meravigliosa di totale relax. Il tuo corpo sta entrando in uno stato di completa quiete. Dirigi questo calore verso la parte alta delle tue braccia, così che diventano
sciolte e rilassate. Il calore si muove più in basso, verso le mani. Giù verso le dita delle mani. Lasciati trasportare da un senso di pace e di rilassamento sempre più profondo. Adesso dirigia il calore nel tuo petto e nella parte alta della schiena. Questa meravigliosa sensazione di calore va giù verso la parte bassa della schiena. Adesso il tuo corpo e la tua mente sono in completa armonia e ti lasci trasportare da questo calore che va sempre più giù. Va verso tutti quei muscoli che sono più contratti. Per esempio va verso le cosce. Le cosce diventano sempre più pesanti. Non c'è nulla che devi fare adesso. Lascia semplicemente il tuo corpo a rilassarsi. Sempre di più, secondo per secondo. Godi semplicemente di questo momento, di questa pace. Adesso lascia la parte inferiore delle tue gambe slegarsi e sciogliersi. Così i tuoi polpacci e le caviglie diventano calde e pesanti, permettendoti di rilassarti ancora di più. Questa sensazione si muove fino alle dita dei piedi. La tua mente è libera e si prepara all'ultimo stadio di relax. Conterò da 10 a 1 e quando raggiungi il numero 1 lascerai il tuo corpo cadere nello stato più profondo di relax che mai sentito prima. Quindi 10. La tensione residua si scioglie fuori dal tuo corpo. 9. Il tuo corpo diventa sempre più pesante. 8. Sempre più pesante. 7. Sempre più pesante. Giù a 6. Il tuo corpo diventa sempre più pesante. 5. Sei sempre più rilassato. Fino a 4. La tensione lascia il tuo corpo. 3. E vai sempre più giù fino a 2. Sei completamente rilassato. 1. Sei in completo controllo della tua mente e del tuo corpo. Ora senti la voce e non altro che la mia voce. Il dolore ci informa quando qualcosa deve essere preso in considerazione. Il dolore è un prezioso informatore, ma talvolta il dolore non è sempre utile. E l'ipnosi e la meditazione sono grandi strumenti per riprogrammare il cervello, intercettando i nervi che mandano i segnali di dolore verso corpo
così da neutralizzarli. Questi strumenti sono molto efficaci se fatti in uno stato di completa resa e accettazione. Quindi mentre ascolti la mia voce, rimani rilassato in questo stato profondo per avere una buona efficacia. Ora sei pronto ad assorbire ogni effetto terapeutico che questa sessione ti darà per avere un totale sollievo dal dolore. Accettando il dolore non fai altro che lasciarlo esprimere, così da non dargli più una funzione. Il tuo potente cervello è pronto per modificare il modo in cui processa le sensazioni del tuo corpo, così da alleviare e lasciare andare via il motivo per cui i nervi debbano mandare questi segnali. Voglio che adesso ti concentri sulla sensazione di disagio nel tuo corpo. Scegli il punto che ti fa più male adesso. Non giudicarlo, osservalo solamente. Qualsiasi sia la sensazione, accetta così com'è quel punto, quel dolore per qualche minuto. Voglio adesso che associ un colore a questa sensazione nel tuo corpo. Questo colore sarà rappresentato come energia, come una piccola o grande palla di energia. Posa questo colore, questa energia, proprio sull'area di dolore. Adesso voglio che cambi l'intensità, la luminosità di questo colore ed energia. L'intensità dipende da quanto è forte il dolore o da quanto è grande la dimensione di quel dolore. Più è luminoso, più fa male. Ora che gli hai anche attribuito un colore, voglio che gli attribuisci anche un suo comportamento. Per esempio, se il tuo dolore è pulsante, anche il colore e questa energia sono pulsanti. Ricorda che sei il padrone del tuo corpo e della tua mente. Voglio che tu sappia che puoi amministrare questa energia come vuoi. Il colore di questa energia si disperde in tutto il tuo corpo e la sua intensità e luminosità si affievoliscono secondo per secondo da adesso. Anche l'intensità del dolore così si affievolisce secondo per secondo. Dolore e luminosità adesso sono perfettamente in accordo. Adesso, mentre che la luminosità va giù, anche il tuo corpo si può distendere in uno stato di pace, perché non ha più bisogno di proteggerti. Il colore adesso è molto più opaco, quasi non si vede più. E la forma di questa energia, di questa palla, la sua circonferenza, si sta rimpicciolendo sempre di più.
visualizza questa energia che diventa sempre più piccola. Forse questa energia si sta muovendo su altre parti del corpo, semplicemente seguila. Adesso stai capendo come modificare questa energia, semplicemente visualizzandola. Più senti questa meditazione e più la tua mente diventa capace di rilassarsi e riprendere il comando. Voglio che ti senti capace e coraggioso, che d'ora in poi il dolore non sarà nulla di cui spaventarti, perché il dolore è semplicemente un messaggero e non è sinonimo di danneggiamento. Con la pratica arriverai a farlo disapparire completamente. In questo modo stai lavorando con il tuo dolore e non contro di esso, come hai fatto prima d'ora. Così che sperimenterai la potenza che la tua mente ha sul tuo corpo. Continuerai a praticare giorno dopo giorno, fino a che diventerai capace di farlo ad occhi aperti. Più il tuo cervello pratica, più il tuo corpo risponde a questi segnali, riprogrammandosi. Senti questa registrazione, questa meditazione, così da visualizzare il colore del tuo dolore, così da lasciarlo pian piano disapparire. Questo non produce solo un effetto a breve termine, ma anche per il futuro. Oggi la nuova neuroscienza del dolore ci indica che questo è un vero e proprio trattamento clinico. Adesso lascia cadere le catene che ti hanno bloccato per mesi, se non anni. Lascia ogni cosa successa nel passato, ogni preoccupazione per il futuro. In questo momento stai creando dal presente quel futuro che ti meriti. Uscirai adesso da questo stato di trance. Conterò da 1 a 3 e ti sveglierai con un corpo completamente rinnovato. Avrai la forza e il coraggio di responsabilizzare la tua mente e creare una nuova realtà. 1, 2 e 3. Apri pure gli occhi. Io sono Alessio Veneziano e hai ascoltato una delle mie sessioni di meditazione auto-ipnosi. Se ti è servita, lasciami un commento, iscriviti al canale per ulteriori video. Non dimenticarti di mettere un mi piace, così da dire a YouTube che in qualche modo deve condividere questo video con persone che hanno bisogno di queste sessioni. Ci vediamo alla prossima. Ciao.